Allora, ci eravamo incontrati a Milano per la prima di Fortuna, poi non ci siamo più persi di vista in realtà. No, E qui, però è la prima volta che viene l'Hot Corner, Nicolangelo Gelormini. salve, ciao È Andrea. la Sì, prima sì, è la volta. prima volta che sto proprio davanti a questo Esatto, banner. esatto. Senti Nicolangelo, tu sei alla Festa del Cinema di Roma con un documentario che è il racconto di una figura che in molti non conoscono, soprattutto diciamo centro-nord è meno conosciuta, perché Lucio Amelio è stata una figura chiave poi nello sviluppo di una parte di cultura tutta di Napoli, Caserta. Raccontaci un po' com'è nato il progetto. È nato, anche io lo conoscevo relativamente poco, pur essendo napoletano e Lucio è napoletano. Io arrivo un po' dopo, diciamo, la morte di Lucio Amelio, che è questo gallerista napoletano che ha operato negli anni 60, 70, 80 e fino all'inizio degli anni 90. E in qualsiasi ambito muovessi i primi passi, sia che fosse nel teatro che nel cinema o nell'arte, sentivo sempre risuonare questo nome. Ogni tanto tornava, Ogni tanto ritornava o questo veniva nome. citato, spesso viene citato. Veniva spesso. citato, ma come dire, come una specie di mago di Oz che era dietro sempre quello che quello stava che era succedendo o che era successo, e quindi dentro di me si era sviluppata quasi una leggenda. Allora a un certo punto mi sono detto, ma io voglio capire effettivamente che volto ha, chi è, cosa realmente ha operato. E mi sono E da trovato... dove è partito poi? Perché comunque in quel contesto lì è riuscito a fare un miracolo, un conto è farlo a Manhattan. Esatto, è un conto è farlo nel sud Italia, a Napoli, ma in un momento in cui l'arte contemporanea era assolutamente qualcosa di misterioso, Esatto. pericoloso, un E di azzardo. lontanissimo per il pubblico, poi senza interesse. Esatto, e quindi ho compreso, ho visto che effettivamente era il racconto di un'epopea, cioè di un pioniere che dal nulla si è lanciato in questo nuovo mondo, Esatto. facendo proprio un salto nel buio e ha Sì, è un tempo contaminato. perduto che poi ha figliato tantissime cose. Poi diciamo da cosa è uscito poi da lì, da quella scintilla. Un big band da cui, voglio dire, oltre a venire fuori degli episodi artistici di caratura internazionale, cioè Lucio è stato il primo che ha fatto incontrare i due massimi dell'arte contemporanea dell'epoca, opposti fra di loro, che erano Joseph Beuys e Andy Warhol, Sì, che sì. rappresentavano due concezioni dell'arte opposte. Warhol era l'arte consumistica, l'arte super pop, Beuys invece rappresentava l'etica dell'arte. Li mette insieme a Napoli nel 1980 e chiede a Warhol di fotografare Beuys, quindi concepisce insieme a loro anche un'opera d'arte. Questo per quanto riguarda l'arte, però il suo lascito poi a un certo punto ha iniziato anche a diradarsi nel cinema. Da una costola di Lucio nasce Teatri Uniti, che è la fucina da cui sono venuti fuori i primi film di Mario Martone. Esatto. Capuano pure? Sì, Antonio penso di Capuano, sì, in qualche modo, però Vabbè. le prime riunioni dei film di Sorrentino, cioè è stata una figura che ha, oltre al suo ambito specifico, è riuscita A seminare. seminare anche nel teatro, negli spazi museali. Cioè, Lucio è stato il primo che ha portato l'arte contemporanea al museo di Capodimonte, che è un museo di arte antica, portando Burri. Cioè lui nel 1984 inserisce all'interno degli spazi dove c'era Caravaggio un grande cretto nero di Alberto Burri, creando proprio una frattura rivoluzionaria e dicendo che il contemporaneo aveva la stessa dignità dell'antico. Pazzesco, che è proprio un'altra di concezione. Mm. Qual è stata la parte più difficile, Nicolangelo, di allestire il tutto? Perché poi stiamo parlando appunto di un lasso di tempo Infatti gigante, di decine e decine di persone incontrate, influenzate. la parte più difficile sarà proprio contenere in 70-75 minuti un racconto molto... Quanto dura? 75, un racconto molto lungo, un racconto lungo fatto di tanti episodi che è stato anche difficile sacrificare. Voglio dire, noi abbiamo selezionato i punti più importanti di questa agiografia e ha fatto veramente tanto e alla Che hai fine incontrato tu per capire chi era Lucio ho Amelio? incontrato innanzitutto le persone che l'avevano conosciuto realmente, che avevano lavorato con lui, a cominciare da Thomas Sarana, Grande amico di Hot Corner, ma Sarana, ogni tanto ci sentiamo. Achille Bonitoliva, che nasceva con lui, la sua in qualche modo... Sì, anche Achille Bonito lì, è vero. In qualche modo la sua competitor dell'epoca, che era Lia Rumma, altra grande gallerista napoletana,
persone storici dell'arte come Andrea Vigliani, ex direttore del Museo Madre di Napoli, che come dire, ha restituito anche un profilo un po' scientifico rispetto al racconto di Lucio, e Tony Servillo, che racconta proprio la sua nascita artistica, come è avvenuta. Che dove l'aveva conosciuto? A Caserta o a Napoli? Tony Servillo Poi lavorava Lucio a Amelio ha teatro. avuto tutta una cosa anche a Caserta, no? Ha fatto delle cose... No, in realtà diciamo, il contatto con Caserta arriva con Terremotus. Terremotus ok. è l'ascito artistico tangibile di Lucio, cioè la collezione che lui mette su a seguito del terremoto dell'80 in Irpinia. quello è il gancio. Ok, ok. No, però non è il gancio con Tony Servillo, il gancio con Tony è lui nasceva, come dire, il teatro studio di Caserta si Sì. unisce con Napoli e creano Teatri Uniti, Angelo Curti, Tony Servillo, Anthony Neuwiller, eccetera, eccetera. E la sede era il deposito della galleria di Lucio Amelio, cioè la galleria di Lucio era al primo piano, il deposito erano Ok. sotto, e lì nasce una delle esperienze più importanti cinematografiche sì. di Napoli, che poi diventa Beh, non so, nazionale e sovranazionale, come Lucio. Cioè in realtà l'esperienza di Lucio all'epoca si è espansa in tutto il mondo e oggi probabilmente è più conosciuto altrove che a Napoli. Mi sembrava proprio urgente sottolineare Esatto, l'importanza di raccontarlo, questo eccetera. personaggio. Esatto, anche per toglierlo dall'underground e farlo conoscere. Esatto. Senti Nicolangelo, cos'hai poi nei cassetti tu? Noi ci eravamo lasciati con Fortuna, adesso c'è questo, cosa stai lavorando? Stiamo lavorando a un'opera seconda, a un film che dovrei girare l'anno prossimo. Sceneggiatura tua? No, No, questo su no. cui però metto un po' le mani. E non si può più di niente. E basta. E guardando indietro, che esperienza è stata Fortuna? È stato contento? Io sono ancora contento di Fortuna, cioè nel senso che, sai, quando poi immetti un film al mondo Poi quello là diventi sta. anche un po' critico, Esatto. però sono ancora contento, penso che Fortuna alla fine sia stato un film libero e anche un film integro. Questa cosa è un'arma a doppio taglio, però sono contento di questo. Senti, chi sono i tuoi miti, i tuoi grandi registi, riferimenti? Perché fondamentalmente hai fatto questo mestiere? C'è qualcuno a cui devi la folgorazione? Ah sì, la folgorazione la devo ad Alfred Hitchcock, ma proprio la chiamata alle armi. Quanti anni avevi? Piccolo, 9, 10, va. 8, 9, 10, costringevo mio padre a portarmi, c'erano queste piccole rassegne che facevano a Napoli sul cinema di Hitchcock e eravamo soli, non c'era nessuno in sala. Cioè, in qualche modo è come se io avessi compreso il cinema attraverso di lui, che ha costruito il cinema, quindi passo dopo passo. Quindi anche la struttura formale di Hitchcock, perché Hitchcock era narrazione, però c'era anche delle, no? Però non è mai scissa, esteticamente... cioè in No, realtà mai, proprio il mai, principio sempre funzionale. di racconto, la struttura formale è sempre stata integrata all'interno della È storia. vero. Qual è il tuo film preferito di Hitch? Te lo dico Vertigo. io. Ah, Vertigo. Me lo dici Donna tu, che ha visto... No, stavo pensando alla finestra sul cortile, meno. Allora, Intrigo meno. internazionale? Meno, perché lì risento anche di più, diciamo, di alcune dinamiche di mercato, soprattutto l'intrigo Certo, Intrigo internazionale. internazionale, sì, che tra l'altro è il primo film di James Bond prima di James Bond, secondo me, Bravissimo. perché... La finestra sul cortile forse è anche fin troppo esplicito, cioè come dire, è Sì. un racconto di un voyeurismo fin troppo esplicito. Invece La donna che visse due volte, secondo me, riesce ad integrare anche qualcosa di più profondo, e forse anche di meno americano, un po' più... È vero, anche un po' più intimo. francese per certe cose, no? Con la Quindi figura della mi donna. sembra veramente completo. E poi è un film che non finisci mai di comprendere. I film di Hitchcock sono sempre abbastanza lucidi, esatti, acuti, ipercomprensibili. Quello lascia un fondo di mistero che lo rende eterno in qualche modo, più dei suoi È altri vero. film che sono eterni. Invece il tuo film del cuore qual è? Di tutti i tempi. Non posso dire questo, non posso dire Vertigo ancora una volta. Ah, poi vuoi rigiocarti la carta Ma mi Hitchcock? gioco la carta, film del cuore, poi cambio. Perché poi cambio e ogni Ma tu anno che ce n'ho spettatore uno. sei, per esempio? Oggi cosa guardi? Cosa cerchi? Cosa cerco nel film? No, in un film, una serie, cioè l'ultima cosa che hai visto che hai detto, ah, che bello, che ti è piaciuta tanto. Anche cose italiane o... Probabilmente la cosa che mi colpisce è quando riesco a comprendere un segnale nascosto che il regista fa. Cioè, i film che mi piacciono sono quelli che hanno almeno due canali comunicativi. Uno narrativo,
come dire, di natura espressiva chiara, e Cioè, invece un quindi altro il primo più- livello per lo spettatore generico, diciamo, che uno lo guarda. Però quando sento che il regista poi riesce a mettere in un cassetto del film quello che lui ritiene essere il cuore reale del film e a nasconderlo bene, ma rendendolo visibile, allora quando sento che c'è quella cosa penso di aver visto un cinema. Quindi tipo Lynch, ti piace Lynch? Adoro Lynch. Vedi? Adoro Lynch, tra l'altro ero riuscito una volta anche a fare una cosa con lui. Quando? Lynch scrive delle canzoni, sai, Certo, come ne scrive aveva fatto musica. anche un disco con... Christabel. E ho avuto l'opportunità di girare un videoclip di una canzone di Lynch per Christabel con Christabel. Ma dai. Ed è stato assurdo perché cercavo di omaggiarlo in qualche modo, ma non era neanche necessario, perché talmente David Lynch pervade talmente tutto quello che fa, che anche semplicemente usare cioè, lavorare su una sua canzone faceva sì che la messa Che in già era scena tutto- diventasse sua, diventasse lynchiana. E poi lo incontrai dopo e gli dissi che cosa ne pensava di questo videoclip che avevo fatto per questa sua canzone, e mi bastò sentirmi dire che gli era piaciuto per Ma si sentirmi trova, a come si posto. chiama la canzone? Si chiama Old Things, Si trova su trova YouTube, online. Sì, All sì. the Things. Beh, adesso andiamo a cercarlo. Senti Nicolangelo, chiudiamo con i giochini, che a noi qua ci piacciono sempre i giochini. Domani sera cena a casa tua, puoi invitare 4 persone, da Napoleone a David Lynch. Ok, zio Alfred lo invitiamo, Per l'abbiamo forza. invitato. Lucia Meglio lo invitiamo, Lucia dai, Meglio lo così ci invitiamo facciamo sempre. perché è qua con noi in qualche modo. Chi invito? Un attore, un'attrice. Chi invito? Mi piacerebbe invitare Meryl Streep, Strip, Hitchcock, Amelio. Amelio, e mi piacerebbe invitare Gianni Vattimo. Ah, Gianni Vattimo, un filosofo pure, perfetto. Mi Sarebbe una piacerebbe. bella... Non l'ho mai conosciuto e mi dispiace molto. Vattimo, Strip, Hitchcock, Amelio, una bella conversazione. Nicolangelo Gelormini all'Hot Corner, grazie Nicolangelo. Grazie Andrea.